Per prima cosa vorrei esprimere un apprezzamento all'attività che viene svolta dall'Associazione Ali di Villaricca. In particolare un apprezzamento al Presidente Pietro Valente per la sensibilità con cui continua a sostenere iniziative di promozione culturale e anche per questa idea delle edizioni dei 100 autori all'insegna e secondo lo slogan leggere veloce. Ora, l'idea di leggere veloce significa leggere rapidamente cose che vengono raccontate in maniera molto sintetica. E diciamo che la sintesi è una dote, la sintesi è un valore aggiunto, soprattutto in un'epoca segnata dalla velocità. Allora queste iniziative colgono, un'esigenza e colmano anche un vuoto. Per quello che riguarda gli autori fin qui editi, ho visto che c'è una molteplicità di nomi e anche di argomenti, però nella maggior parte di questi argomenti traggono spunto dalla nostra quotidianità, cioè da quello che siamo, il territorio nel quale viviamo, i rapporti sociali che abbiamo e da qui traiamo utili elementi che poi vengono narrativamente, letterariamente rielaborati o quando occorre anche trasfigurati. Nel mio caso ho pensato di dare a questo volumetto il titolo Topi da qui all'eternità. Certo, nasce da una criticità che è stata molto pesante nei giorni scorsi e che è ancora molto pesante oggi. La compatibilità ambientale, la sostenibilità ambientale. Naturalmente si tratta di una favola per dimostrare che anche il sottosuolo in una grande città è importante, come è importante il cielo, come è importante il suolo. Nel sottosuolo si dice ci sono abitatori, in superficie si dice abitanti. Ma c'è qualcosa che mette in collegamento abitatori ed abitanti? Sì, il problema che viene narrativamente recuperato e raccontato in questo volumetto. Quando si trattò di risolvere un problema, si diceva che ogni napoletano avesse una dotazione una volta di 4, una volta di 12 topi. Beh, naturalmente la furbizia di questa colonia era quella di non farsi estinguere, di non estinguersi e di non farsi estinguere. Quindi superare la campagna di deratizzazione che era anche giusto fare. Beh, viene fuori l'intelligenza dei topi di parlamentare con la società incaricata della deratizzazione e, come dire, fare un patto. Se voi ci deratizzate, voi perdete l'appalto, non guadagnerete più un bel niente, tranne il guadagno di un momento. Se invece di deratizzare voi mettete esche non avvelenate ma ricostituenti, la nostra comunità potrà svilupparsi enormemente. Dopodiché il vostro appalto sarà continuo, durerà per tutta la vita. Noi topi da qui all'eternità e voi una società con un appalto da qui all'eternità. Per dire, anche i topi hanno fatto propria la furbizia che troppo spesso viene contrabbandata per intelligenza degli uomini. Naturalmente è tutto sul filo del paradosso, ma vuole dimostrare che il campo della illegalità e della immoralità pubblica è molto vasto. E può accadere in una grande area metropolitana che questa immoralità congiunga suolo e sottosuolo, uomini e topi. Naturalmente il rischio è che tanto gli uomini hanno bisogno dei topi quanto dei topi hanno bisogno degli uomini. E allora non più soltanto topi da qui all'eternità, ma uomini e topi da qui all'eternità.